Ciao Jane, dal Fabio di Scuola di Milanese. Beh, quella è la giornata della barzelletta. Che vi rido un po', no? Ma come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Scuola di Milanese di Fabio Fumagalli. Mettete i like ai video se vi piace, mi auguri di sì. Attivate la campanella per ricevere le notifiche e fe conosce il nostro canale ai vostri amici. Mi raccomando, di fare il questo canale. Dunque, Barsellettina, Milano, in un bar venne dentro un milanese, un meridionale e un africano. E tutti e tre ordinano un caffè. Intanto che in lì che aspettano che arriva il caffè, l'africano tocca dentro senza volere la zuccherera che la gira per la terra, si sceppa, zucchero dappertutto. Tutti e tre si danno da fare per cercare di tirarla su, ma da che lì improvvisamente salta fuori il genio. Oh, genione bel grosso, manca un bel paciartone. Sono il genio della zuccherera, perché è un genio che parla milanese. Sono il genio della zuccherera. Avete un desiderio a testa. Chiedetemi qualsiasi cosa e mi ve contenterò. Mostri, tutti e tre si guardano in faccia, tutti un po' meravigliati, si può anche immaginare, no? E subito il meridionale si fa avanti e che dice al genio: io voglio diventare ricco per poter tornare al mio paese. Anzi, vorrei che tutti i meridionali potessero essere benestanti, in modo da ritornare nella propria terra senza dover stare qui ad essere insultati dalla gente del nord. Poi, detto fatto, è il genio della zuccherera, tac, e il meridionale sparisce. Lui e tutti i meridionali che viene qui. Tutti adesso in giù al suo paese, come di sciori, che stanno di Dio. Dopo di lui arriva l'africano. Anch'io volere gente, tutta gente africana può stare bene, tornare in Africa e non subire umiliazioni, italiani cattivi. Porca miseria, anche lui immediatamente, è il genio, se fa minga, sta lì minga troppo, è contenta, tutti al suo paese. Che il momento lì tocca al milanese, no? È il genio che domanda: e te cosa te vorrei? Milanese guarda, si guarda in giro, dice: senta genio, vista adesso la situazione, mi sarei anche a posto in sci. Me basta domani un caffè. Ciao gente, dal Fabio di Scuola di Milanese, Cabaret Milano 2000. Se sento, ma la prossima è sempre col sorriso. Ciao.